Radio Club, racconti noir dal passato e dal presente, scritto e condotto da Laura Marinaro. È il 13 agosto del 2007 a Garlasco, un paese in provincia di Pavia, e alle 13:50 una chiamata al 118 squarcia un silenzio assolato. È Alberto Stasi, allora 24enne studente di economia, che chiama perché dice di aver rinvenuto il cadavere della sua ragazza in una pozza di sangue nel soggiorno della villetta di Via Pascoli dove lei abita. Inizialmente dice che è stato forse un incidente domestico, poi forse è stata ammazzata. L'operatore chiede: è una sua parente? E lui dice: no, è la mia fidanzata. La vittima è Chiara Poggi, 26 anni, studentessa anche lei, anzi laureata. La coppia era in città mentre la famiglia di Chiara era in vacanza perché Alberto avrebbe dovuto completare la tesi di laurea. Alberto verrà subito attenzionato insieme ad altre persone, ovviamente, che verranno sentite, e poi arrestato. Subirà 2 processi in però regime di libertà perché viene subito scarcerato, in cui verrà assolto. Sì, 2 processi in cui verrà assolto per insufficienza di prove, perché la sua colpevolezza non è dimostrata al di là di ogni ragionevole dubbio, secondo l'allora giudice. Poi verrà condannato in un appello bis. Verrà condannato con rito abbreviato, quindi un processo che si fa solo sulle carte e quindi non in contraddittorio in aula, non con la corte d'assise, a 16 anni. Era il 2015 la sentenza definitiva. Alberto Stasi oggi è ancora detenuto a Bollate, anche se in regime di, diciamo, di semilibertà, perché può uscire per andare a lavorare. Si è laureato infatti nel frattempo, lavora presso un commercialista nel centro di Milano e potrebbe definitivamente uscire il 2028, anche se forse già da quest'anno può iniziare proprio a beneficiare della libertà. Nel 2017 intanto compare sulla scena un nuovo indagato, perché la difesa di Stasi non si è mai fermata in questi anni, ha sempre creduto nell'innocenza di Alberto, che lui ha continuato ovviamente a gridare a gran voce. E quindi questo nuovo indagato è Andrea Sempi, un amico del fratello minore di Chiara Poggi, Marco, che all'epoca aveva 19 anni. Sempio finisce allora, quindi già nel 2016-2017, al centro delle indagini per via della presenza del suo cromosoma Y sulle unghie, intorno alle unghie non si capisce bene, poi lo chiederemo bene, che erano state analizzate nel 2007 e poi rianalizzate dal professor Di Stefano. Era un DNA, diciamo un aplotipo considerato inutilizzabile allora. Quindi le indagini nei suoi confronti furono archiviate perché quella quantità appunto non era stata cioè considerata attendibile per una comparazione, e poi grazie al genetista della famiglia di Stasi, il professor Linarello, che avremo qui tra un secondo ospite, quell'Y diventò utilizzabile. Si andò avanti, un'altra informativa nel 2020 dei Carabinieri, questa volta di Milano, del nucleo investigativo di Milano, venne di nuovo rigettata, ma siamo tornati. Stasi e la sua difesa, i carabinieri del nucleo investigativo di Milano, sono andati avanti e questa volta si sono rivolti ancora una volta alla Procura della Repubblica di Pavia per chiedere di riaprire delle indagini sempre con al centro Sempio. La Procura ha ottenuto dalla Cassazione la possibilità di prelevare ufficialmente il DNA di Sempio e fare una comparazione. Questa comparazione sta avvenendo in questi giorni. Dunque oggi qui abbiamo ospiti 2 tecnici. So che in questo momento in tutte le televisioni e in tutti i media non si parla d'altro che della riapertura di questo caso, però noi vogliamo spiegare bene tecnicamente come stanno le cose, quali sono le prove da una parte e dall'altra, quali le possibilità anche di riapertura.
Vi ricordo innanzitutto i numeri per intervenire se volete in diretta: 02 9294 7222 o WhatsApp 340 670 9659. Allora, benvenuti quindi a Pasquale Linarello, genetista forense di fama del laboratorio Genoma di Milano. Benvenuto professore. Grazie. Eccoci, e benvenuto ad Armando Palmegiani, il nostro caro amico. Ci abbiamo già parlato tante volte di tanti casi importanti. Lui è un criminologo, ma è anche un criminalista, è stato per tantissimi anni esperto di sopralluogo sulla scena del crimine per la Polizia di Stato a Roma. Adesso felicemente da qualche giorno in pensione, però sicuramente impegnato in questo settore, quindi nella criminalistica. Bentornato Armando. Grazie veramente di avermi richiamato. Allora, professor Linarello, io direi di partire da lei. Dunque, ci spieghi bene perché oggi quel cromosoma Y che ricordiamo identifica una linea patrilineare, cioè può dire che intorno alle unghie o insomma in quei reperti c'era il cromosoma della famiglia di Sempio, quindi presumibilmente di Sempio, visto che lui era amico del fratello di Chiara. Quindi perché è diventato utilizzabile e comparabile e se davvero può diventare una prova regina poi nell'eventuale processo. Allora, innanzitutto non sono professore, vi ringrazio per il titolo accademico, Vabbè. ma Pensavo insegnasse. non ho i requisiti, però tutti mi chiamano professore, non Infatti. sono professore, Vabbè, comunque anche se a me insegna. Oggi qui vabbè. a noi di Radio Allora, Libertà sta insegnando qualcosa. quello che fine 2016, dicembre 2016 mi viene sottoposto Sì, è un profilo genetico alla cieca, nel senso che io non so certo. che cosa sto valutando, ma mi viene consegnato tutta una serie di tracciati elettroforetici che sarebbe l'espressione visiva Sì. del profilo genetico, e mi si chiede di compararli con altri profili genetici estrapolati da un ulteriore laboratorio. Quindi io Okay. lavoro sostanzialmente sulla carta. Certo, certo. Per me questi profili genetici, o meglio tre di questi profili genetici sono utilizzabili per comparazione, li vado a comparare con il profilo genetico estrapolato da quest'altro laboratorio e per me sono compatibili. Compatibili è il termine scientifico per Sì, dire che identici, sono quelli, ok? Quindi ecco, quando mi certo. sentirete dire compatibilità vuol Sì. dire che sono sovrapponibili. A quel punto mi si chiede una relazione, ma a quel punto chiedo io Chi di è? capire qual è il caso, Certo. contestualizzare, perché Sì. non ci dobbiamo dimenticare. Mi fa piacere che ci ha chiamato tecnici, perché noi quello siamo, non siamo scienziati, almeno io non mi sento scienziato, sono un tecnico che applica dei protocolli, che applica delle linee guida e una volta ottenuti i risultati cerca in qualche modo di fornire questi risultati e nei limiti del possibile contestualizzare i risultati scientifici che abbiamo ottenuto. Quello che io faccio è produrre una relazione tecnica dove dico che questi profili genetici prodotti nel 2014 dal professor De Stefano sulle unghie, perché come ha giustamente detto, sotto le unghie già nel 2008 il RIS fa un'analisi e gratta quello che c'è sotto le unghie per poi sottoporlo all'analisi del DNA, ma non trova profili maschili. Il professor De Stefano invece inserisce le unghie in una provetta e lava le unghie, quindi sicuramente non è sotto le unghie, ma è sulle unghie, molto genericamente, perché nessuno potrà mai stabilirlo con certezza. Dopodiché che cosa succede? Che il professore decide di analizzare l'analisi del DNA, diciamo, che serve a identificare l'individuo, ma estrae esclusivamente il DNA di Chiara Poggi, perché le unghie sono molto sporche di sangue, sono le unghie di Chiara Poggi, quindi è normale che ci sia il DNA
dichiara Poggi. Ecco, aspetti un A quel attimo, la punto, fermo un secondo per spiegare ai radioascoltatori. Il DNA, che è diciamo quello identificativo che si trova nelle nostre cellule e quello identificativo a livello forense è il DNA certo, nucleare e spesso quando c'è esatto, una abbiamo imparato, tanto insomma, questo studiando altri casi. Spesso quando c'è una traccia mista, cioè quando ci sono 2 contributori si dice, no, e, certo, spesso, prevalente uno sull'altro e spesso è anche quello della vittima quello prevalente. In questo caso non c'era un DNA maschile, perché? no, Perché comunque Chiara non si è difesa, questo è stato stabilito dalla poi ne parleremo magari con Armando di questo, dalle sentenze, comunque è stato stabilito e anche dalla perizia medico-legale che non si è difesa, quindi comunque non aveva segni di difesa effettivamente. Mi fermo, prego, può continuare. esatto. Quindi il professore, dall'analisi diciamo classica del DNA nucleare non ottiene nulla, decide di andare a verificare se c'è un soggetto di sesso Certo. maschile. E c'è. Pronto? Pronto, pronto? L'abbiamo persa. Pronto? Mi sente? Mi sente? Vabbè, velocemente dico io, cioè il soggetto maschile c'è e appunto, poi al professor a Linarello viene detto che è esempio, no, giusto? Come era stato preso mi sente? No, si è frizzato un attimo. Vabbè, Armando, Sì. poi torneremo al Per finire, eh, per concludere un attimino, ecco, se sì. mi permetti, Sì, certo. intanto in attesa che ritorna il dottor Linarello, Sì, perché a Sempio era stato preso a sì, livello di difensive. indagini difensive un campione, come si suol dire, coatto, perché erano state prelevate in modo, diciamo, artificiale 2 tazzine del caffè e una bottiglietta d'acqua. Quindi immaginiamo l'investigatore privato che Sì. segue Sempio al bar e poi appena lui ha preso il caffè, lui gli preleva la Ecco, tazzina. teniamo tutti Per avere tranquilli un che si può fare, giusto? è un'indagine diciamo che non ha grosse implicazioni legali. Ecco, ecco, D'altronde vado a prendere una anche perché non ha nemmeno un valore probatorio, infatti. però a livello diciamo di indicazione, di indagine è una cosa che si fa pure Si può spesso se fare, vogliamo. si può fare. Mh. Quindi l'Y ci dice che, c'è questo soggetto maschile. Proviamo a vedere se è tornato. Mh. Va bene, lo sta richiamando. Allora, senti, Armando, tu hai potuto studiare, come sempre fai, la scena del crimine di questo delitto. Si è sempre detto, no, che sono state fatte un po' di pasticci, che, cosa ci raccontava quella scena prima e dopo, Allora diciamo? Mh. no, allora sì, si è sempre detto, anche perché sono 2 settimane che la domanda che mi pongono è sempre la stessa, Eh. no, quanti pasticci sono stati fatti sulla scena. Però ormai è quasi una risposta standard, Laura. Eh. Cioè, diciamo che non mi piace di criticare i colleghi che allora hanno fatto un sopralluogo, Infatti. perché c'è sempre una difficoltà. Certo qualcosina Mh. dobbiamo appuntarla, perché Mh. o quantomeno sottolinearla. Se uno degli elementi fondamentali in quella scena era la camminata dello Stasi, quindi praticamente se ha più o meno calpestato la Mh. scena del crimine, quindi tutte le gocciolature e Mh-mh. si è battuto molto spesso anche con una serie di perizie, ci rendiamo conto che era fondamentale entrare con calzari ed altri dispositivi di protezione. Ecco, Invece allora lì aspetta, però sopra c'è torniamo stato un indietro, po' entriamo. sì. Cioè, proprio portaci dentro quel soggiorno come se fossi stato uno dei primi ad intervenire. Innanzitutto, prima di tutti intervengono i soccorritori, giusto? Perché, lui aveva Ma chiamato il allora, 118, non si sa proprio i primi in assoluto i carabinieri, i carabinieri della che stazione. devono verificare esatto, della stazione vicino, perché devono verificare Eh, se è vero ciò che ha detto lui. cer Quindi c'è stata un'entrata dei carabinieri, se non ricordo male 2, ma non sono preciso su questo punto, mentre lo stesso Sasi rimane nel giardinetto. mh,
sono uno dei punti per capire se poi effettivamente era Sì. possibile le sue scarpe siano pulite. Constatano che la povera Chiara era deceduta, dopodiché, E dov'era? non cre Diciamo e dov'era. dov'era, perché diciamo che questa casa si sviluppa sicuramente entrando la porta era aperta, c'era una grata aperta a sua volta, l'allarme era disinserito quando arriva Sasi, secondo dichiarazioni di Sasi, si entra in questo soggiorno e ci sono varie tracce di sangue abbastanza palesi. Mh. Da quelle, senza che entriamo troppo nello Sì. specifico, c'è una parte sicuramente più accentuata in Sì. prossimità della scala che Scala. porta al primo piano, quindi Mh. nella zona notte, e da quel punto in poi le tracce si, osservano fino in avanti, nella parte opposta della porta d'accesso nell'abitazione, in questo piccolo disimpegno che poi porta alla cucina. E il disimpegno dove c'è la particolarità? Perché prima di tutto le tracce arrivano fino a là, ci rappresentano ci raccontano, no, una storia un po' particolare di una Che tipo di aggressione? povera Ecco. sì, sicuramente violenta all'inizio. Un lasso di tempo che, non possiamo quantificare ovviamente, perché Certo. secondo la parte civile è molto breve, secondo l'accusa è più lungo, e poi un altro accanimento sulla persona della povera Chiara stessa. Il corpo di Chiara viene trascinato Sì. fino a questo piccolo disimpegno, viene aperta una porta a soffietto che dà sulla Sì. scala discendente a chiocciola, che ovviamente va nella zona, chiamiamola sala hobby, sottostante, e viene gettata. E là è molto particolare la situazione, perché lei viene proprio, diciamo, mi spiace per questo termine che è un po' cruento, gettata, no, e sicuramente, fatta scendere di qualche gradino, poi dopodiché la gravità della Sì. scala stessa fa il suo corso, Sì. aiuta per farla scendere gli altri 3, 4 gradini. Sì. Non è una cosa da poco quello che ho detto, No, lo perché sappiamo perché non è. Sì. l'assassino Sì. quando sicuramente lascia il corpo di Chiara nei primi gradini, circa nei primi gradini di 'sta scala, e va via, magari non si sarebbe immaginato che Che sarebbe avesse arrivata in fondo. proseguita questa ascesa. È un punto fondamentale per Sì. tutto il processo, ecco perché l'ho Lo so, sottolineato. lo so, lo so. Quindi c'è un'aggressione a più riprese e ci sono molte tracce, moltissime tracce, anche impronte, che oggi, visto che ci troviamo, lo diciamo, che oggi, come nel 2016, come in un'informativa nel 2020, i carabinieri mettono, sotto analisi e che sembra, non siano state considerate. Sì, sì, e sarà guarda, al di fuori di quello che pensiamo, di quanto sia possibile o probabile che esempio possa entrare in questo processo, Certo. no, al di fuori proprio delle considerazioni che noi possiamo avere ovviamente, però c'è stata a priori un'analisi un po' differente su queste tracce. Mi spiego: Mh, se noi scopriamo che moltissime impronte digitali, sì, ma anche sul montante di questa scala della porta che conduce a questa, dove è stata rinvenuta la povera Chiara, sono stati lasciati dagli operatori, dei carabinieri di allora. Cioè, sì, come infatti. possiamo pensare che norma di calpestio che adesso è rivenuta alla ribalta non sia stata lasciata nel corso di questo sopralluogo o Infatti. di quelli successivi? E questo, ora sicuramente i inquirenti stanno analizzando questa parte, quindi mi Sì, sento di essere un certo, po' cauto, certo. però non lo escluderei a priori all'inizio, Ecco, ecco. cioè avete capito Adesso non lo cosa vuole dire escluderei. Armando? Che quelle queste impronte, questa sporco sulla porta che si vede proprio si vede come unto quasi sulla porta a soffietto, una nuova impronta di scarpa sul tappeto del bagno, eccetera, e altre impronte, potrebbero anche essere state rilasciate dai successivi sopralluoghi. Quando Non possiamo entrano i sapere. RIS nella villa, perché poi arrivano i RIS, ma Certo. arrivano in un secondo momento. Allora, ci sono stati 3
momenti differenti di quel sopralluogo. Mm. Gli operatori iniziali, che probabilmente avranno avuto un loro tecnico nella caserma di pertinenza, poi la scientifica dei carabinieri di Vigevano ed infine i RIS. Quindi 3 momenti che a mio avviso non hanno aiutato e hanno purtroppo causato delle piccole o grandi, non voglio giudicarle, l'aggettivo forse non devo metterlo, delle mancanze a livello investigativo. Do un esempio: il corpo di Chiara, se non ricordo male, ma non credo, prima della sepoltura non avevano preso le impronte. Come faccio a fare un confronto delle impronte presenti se ho quella mancanza? Continuo a dire, non è una critica, però spesso capita quando ci sono più gruppi operativi che lavorano sullo stesso caso. Non è la prima volta che mi è capitato, sicuramente. Certo, però questo non è, insomma, non depone a favore della verità. Però ricordiamo un attimo quali erano le prove, quali furono le prove che portarono, insomma, alla colpevolezza di Stasi. Le versioni incongruenti sul ritrovamento del cadavere, appunto questa cosa della versione dello scopritore o dell'assassino. Allora, la procura e poi la sentenza dice che la versione che lui diede era quella dell'assassino e non dello scopritore, perché lui appunto parlò della ragazza come se fosse ancora, diciamo vicina alla porta nei primi scalini e in realtà perché non sapeva che era finita giù. Se fosse stato lo scopritore avrebbe parlato di lei come arrivata già giù. E in più, il fatto che appunto non si fosse sporcato. Questo ovviamente è un elemento che la difesa rigetta del tutto, perché dice: "Non è possibile, perché con quel caldo, il sangue sotto le suole si è essiccato, è impossibile". Sta di fatto che poi quelle suole, che erano delle suole a pallini molto particolari, corrispondevano a un tipo di scarpe che non fu mai ritrovato a casa di Stasi. Poi quindi l'esperimento della camminata che viene fatto, su richiesta della, parte civile e che appunto porta, a determinare, secondo l'ultima sentenza, che non era possibile che lui non si fosse sporcato. Poi ci sarebbe l'orario della morte. Anche lì, Armando, lì succede qualcosa di strano, perché inizialmente l'orario della morte viene datato, più tardi, tra le 10:30 e mezzogiorno. Poi dopo, una nuova perizia medico-legale dice che tra le 9 e 12, quando lei disinstalla l'allarme e apre la porta al suo assassino, di fatto in pigiama, alle 9:35, quando, Allora, teoricamente dovrebbe io essere tornato a casa Stasi, se appunto fosse stato Stasi. Allora, se mi permetti un piccolo appunto su questo Sì, fascia d'orario, perché eh, 9:12, 9:35 sono importantissima come sì, fascia, perché abbiamo 9:12 dove, come giustamente hai sì, detto, la povera Chiara gli si installa l'allarme, quindi si ipotizza che apra al suo aggressore, qualunque esso sia. sì, Alle 9:35 un altro limite temporale, perché Sasi in quel momento sì. arriva, sta davanti al PC Mh-mh. e inizia a lavorarci, Mh, visiterà dei siti, mh, e quindi quello è un altro dato certo. Quindi ovviamente la prima battaglia su quel punto era se un omicidio poteva essere compiuto in quel lasso temporale di certo. circa un quarto d'ora. Non dico 23 minuti, non perché non sono riuscito a fare il calcolo, però ci vogliono quei 6, 7 Sì, per minuti arrivare eventualmente per arrivare alla propria abitazione, in calcolando bicicletta. Sasi viveva in bicicletta, secondo le testimonianze, e Sasi viveva comunque in una casa abbastanza grande, quindi non era arrivo un monolocale dove entro subito e accendo il PC o era Sì. acceso, quindi questo era sicuramente da valutare. Mh, mh, mh. Quindi in questo lasso di tempo viene tra l'altro chiesta una perizia specifica, Mh-mh. perché proprio dalla corte, e come la cosa che più mi piace di quella perizia è una frase iniziale che dice il perito: "Il tempo di morte è il sacro graal della medicina legale". Cioè, è proprio difficile la determinazione del tempo di morte. Nella realtà, i vari normogrammi, il calcolo della temperatura corporea, anche
facendo un giusto peso, perché su questo si è accentuata anche questa parte che non è stata curata, e gli altri elementi, comunque possono fare sempre una forbice. Il medico legale, perché fisiologicamente ognuno di noi è diverso, metabolicamente, cioè diciamo che siamo costruiti differentemente, quindi i tempi di morte variano. Non era possibile restringere il campo nel punto dove ovviamente sarebbe stato utile. Quindi prendiamo il tempo di morte come un lasso generico e non avrebbe meravigliato nessuno se fossero state le 10 del mattino rispetto alle 9:30. Non ci sarebbe stata nessuna differenza fisiologica. Detto questo, il tempo di morte ci aiuta un po' meno o poco. Cioè È per l'alibi importante più che altro, no? per l'alibi, ma qualunque esso sia, adesso se mettiamo in parallelo Sasi e Sempio, bisogna dire, non voglio ovviamente sbilanciarmi da nessuna parte. Sì. Sasi avrebbe dovuto terminare la sua opera omicidiaria alle 9:30, almeno per essere 9:35 davanti al PC. Non credo, dovrebbe essere però al limite 9:28, però 9:28, verso quello. Sempio, l'avete fatto vedere adesso nelle immagini Sì, che adesso ne scorrevano. parleremo, sì. Ok, dovrebbe aver terminato l'opera verso le 10. Comunque tutte e due potevano, in teoria, compiere a livello temporale. Ok? Abbiamo qui al telefono, siamo riusciti, sta aspettando la chiamata, l'avvocato Gianluigi Tizzoni. Allora mandiamo un attimo la pubblicità e poi sentiamo anche l'avvocato. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Il premio Oscar Robert De Niro Hai preso una strada molto pericolosa. interpreta il duplice ruolo di Frank Costello e Vito Genovese. Ma perché non l'abbiamo mai prese prima? Diretto da Barry Levinson. Che è successo? Dai creatori di Quei bravi ragazzi, Bugsy e The Irishman. Ho chiuso. Di Alton Heights, I due volti del crimine. Dal 20 marzo al cinema. A marzo. E lo sbirro diventa gangster. Il film più adrenalinico dell'anno. Tu non sei un killer. Io sì. Arriva solo al cinema. Andiamo! Sei pronto? Ci puoi scommettere. Gerard Butler. Nella tana dei lupi 2. Pantera. Nessuno può fregarmi. Dal 6 marzo al cinema. A febbraio Va tutto bene, signora Darcy? Oh mio Dio, sotto quest'albero crescono uomini. Bridget Jones ritorna Piccolo Darcy, che si dice? per un ultimo capitolo. Bridget Jones, è ora di vivere. Ti ho messa su Tinder. Bridget Jones, un amore di ragazzo. Dal 27 febbraio al cinema. La critica è unanime. A Real Pain è uno dei migliori film dell'anno. Io e Dave siamo cugini. Nostra nonna era di qui, così Dave ha pensato a questo tour polacco geriatrico con voi, brave persone. Candidato a 2 premi Oscar. Gli voglio bene e lo odio e vorrei essere lui. A Real Pain, dal 27 febbraio solo al cinema. Io considero ogni sequestro come un episodio di guerra. Tutte le volte cerco due cose: liberare l'ostaggio e fare un passetto che ci avvicini alla fine della guerra. Claudio Santamaria e Nicola Calipari. La solidarietà di Roma per Giuliana Sgrena, l'inviata del manifesto rapita a Baghdad. Con Sonia Bergamasco e Anna Ferzetti. Il Nibbio. Dal 6 marzo al cinema. Pesca dalla rete, le interviste di Luisella Pescatori, detta La Pesca, con le freelance di Rete al Femminile, le voci fiere di una nuova prospettiva, ovvero segreti e consigli del lavoro autonomo declinato al femminile. Ogni mercoledì alle 15:30 su Radio Libertà, la tua radio. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Eccoci rientrati, stiamo parlando della nuova indagine sul delitto di Garlasco. Abbiamo al telefono, a pochissimi minuti lo so, l'avvocato Gianluigi Tizzoni che segue da sempre la famiglia Poggi. Bentornato avvocato.
Buonasera a lei e ai suoi gentili ospiti e agli ascoltatori. Ecco, stiamo parlando noi Sì. qui molto tecnicamente con Armando Palmegiani, che è un criminalista e un criminologo, e stiamo ricostruendo un po' proprio tutto tecnicamente. Però a lei voglio chiedere innanzitutto come sta mamma Rita, come sta la famiglia di Chiara in questi giorni in cui si riapre questa ferita di fatto. Ma ovviamente per loro è sempre una sofferenza, però va ricordato che questo è il 7° tentativo dopo il 2015 di riaprire la vicenda, e quindi tristemente sono, come dire, abituati, allenati e un po' rassegnati a questa macchina, diciamo, della giustizia, che ovviamente non vogliamo né ostacolare né in qualche modo vogliamo non considerare, ma che effettivamente dopo un processo già lungo, che era durato sostanzialmente quasi una decina d'anni, con 5 sostanzialmente fasi, considerando l'annullamento della Cassazione del 2013, il successivo giudizio di rinvio e l'altra Cassazione, dicevo, dal 2015 ad oggi, come dire, affrontare adesso per la 7ª volta dei tentativi di far cadere questo giudicato è obiettivamente un'esperienza rara e faticosa. Ecco, lei cosa pensa invece tecnicamente da avvocato della pista di nuovo, della nuova pista Sempio, perché di nuovo è tornato in auge, e soprattutto ho visto un'intervista al fratello di Chiara che di fatto dice che è impossibile che sia stato Sempio, secondo lui. Vabbè, comunque, cosa pensa di questa pista? Cioè, che cosa potrebbero avere? Perché so che voi non sapete molto, è secretata questa indagine, non, a Noi, parte diciamo, questa da un cosa lato del DNA sappiamo non tutto, sappiamo. Noi da un lato sappiamo tutto, ma da un lato sappiamo tutto, ma nel frattempo, diciamo, non sappiamo nulla di questa nuova indagine, come è corretto che sia. Sappiamo tutto, mi spiego meglio, cioè siamo in una condizione per cui, come dicevo, si è arrivata a una sentenza passata in giudicato, con la quale comunque qualunque evoluzione di questa vicenda dovrà necessariamente confrontarsi. Beh, certo. Ed è una sentenza passata in giudicato che riconosce la responsabilità di Stasi, per così dire, per un insieme di indizi che io potrei definire variegato, nel senso che non sono esclusivamente indizi attinenti al luogo dell'avvenuto delitto, ma ad esempio è stata trovata la traccia di DNA di Chiara Poggi sul pedale della bicicletta presso l'abitazione di Stasi. Quindi abbiamo ad esempio un indizio che colloca Stasi nella scena del crimine, ma in tanto in quanto è stato trovato presso la sua abitazione. Abbiamo un racconto dello Stasi scopritore che quindi finge di entrare in casa, e che ovviamente sono i 2 pilastri della condanna di Stasi, la bicicletta da un lato, il suo racconto che non si è dimostrato vero dall'altro, che veramente non si può immaginare, non riesco a immaginare, sicuramente sarà così, come possono essere messi in discussione da qualsivoglia nuovo elemento la Procura di Pavia volesse ritrovare. Cioè, non so se mi sono spiegato, noi quindi abbiamo una serena consapevolezza che quello che è avvenuto in tutti questi anni è un qualcosa che non può essere messo in discussione sostanzialmente da nulla, ma ciò non toglie che la Procura di Pavia abbia valutato, da quello si intuisce leggendo la sentenza della Cassazione, in qualche modo, diciamo, spronata, in senso anche tecnicamente corretto, da parte però di una parte processuale che tale non è, cioè un condannato in via definitiva, ad avanzare al GIP una richiesta di revoca di un decreto, ce ne sono in realtà 2, di archiviazione già emesso dalla GIP presso il Tribunale di Pavia. Quindi abbiamo un'interlocuzione un pochettino rara, diciamo, per cui un condannato in via definitiva chiede a una procura di riaprire un'indagine, e questa in qualche modo segue queste indicazioni, a nostro avviso senza avere probabilmente compiuta conoscenza delle sentenze passate in giudicato e che hanno condannato quel soggetto che fa l'istanza. Chiudo il ragionamento velocemente, non voglio dire che non si possa, io dico che si dovrebbe, come in realtà Stasi ha già fatto 2 volte, procedere per la via più lineare, che è l'istanza di revisione della sentenza presso la Corte d'Appello di Brescia. È una cosa tecnica, però effettivamente è così. Per Erba è stato così, la difesa ha fatto una richiesta di revisione, la richiesta di revisione è stata discussa e poi è stata rigettata, però si fa alla Procura di Brescia. Di Erba anche accolta alla dal Corte procuratore generale di Milano, che se n'era fatto promotore. Quindi anche in questa vicenda, diciamo, un iter più proceduralmente comprensibile, almeno ad oggi, sarebbe stato quello di rivolgersi alla Procura Generale di Milano, perorando, come in realtà avevano già provato nel primo tentativo di Sempio, che fosse la Procura appunto a chiedere a Brescia. Al di là di questo, avvocato, lei lo conosce Sempio? Cioè cosa... Io l'ho intravisto nella precedente fase, nel 2017, chiaramente non è una persona
che conosco, ma al di là di quello si tratta di un ragazzo all'epoca di 19 anni, uno dei tanti amici di Marco Poggi che frequentava la casa, che ovviamente anche solo per differenza d'età con Chiara e Stasi non aveva nessun rapporto, e anche qui c'è un po' questo strano aspetto che sembrerebbe essere contestato un concorso tra Stasi e Sempio, cioè, anzi formalmente risulterebbe proprio così, e io non riesco a intravedere nessuno dei familiari, quindi tornando alla sua domanda, né Marco né i genitori hanno avuto mai contezza di conoscenze, di frequentazioni, di rapporti tra Sempio e Stasi. Quindi è un concorso che obiettivamente parte già con una Ma premessa io credo un che po'. sia un concorso per atto dovuto, però vabbè, questa è una mia E idea. in realtà non sono una esisterebbe il giurista. concorso per atto dovuto, Sì, nel no. senso, come dicevamo, Sì. non si dovrebbe poter fare così. Poi la Procura di Pavia ovviamente Vedremo. procura esperta, e vedremo come ha inteso inquadrare la vicenda processuale. Va bene, allora niente, staremo a vedere. Adesso intanto lei ha qualche altro minuto? Vuole trattenersi con noi? Sì, o... no, se vuole qualche minuto ancora. Non so, Armando, tu volevi fare qualche domanda magari all'avvocato Tizzoni? Pronto? Armando? Sì, dico, intanto lo saluto l'avvocato, e ci siamo conosciuti a Casale Monferrato. Ah, ecco, Sì, anch'io è sono vero, stata sì, a casa. certo. Sì. Non ho nessuna domanda procedurale, credo che sia un momento, anche per quanto sia anomala questa riapertura, come ha detto bene anche l'avvocato, però adesso io sono sempre favorevole comunque a rivisitare alcuni elementi, ma non per questo perché debba pensare che Stasi non sia colpevole, no, però era qualcosa che era giusto approfondire. E secondo me all'epoca magari erano stati archiviati in modo veloce, però questa è una sensazione da spettatore, Sì, certo. non ho una conoscenza approfondita del momento. Quindi alcune anomalie che magari sono apparse era giusto soltanto approfondirle, poi la Però parte ecco, mediatica mi dà un po' fastidio. Ma che ne pensa, mi avvocato? permetto di rilevare che nei 6 tentativi precedenti sono state approfondite ed ulteriori, così come potete. Ma rimanendo al tema di oggi, che è quello del DNA, un altro aspetto che mi colpisce molto è che nelle sentenze passate in giudicato, ovviamente questo è stato frutto di confronti anche aspri in aula tra periti consulenti medico-legali, ma alla fine tutti hanno convenuto sul fatto che Chiara Poggi non abbia potuto e non sia riuscita neanche a reagire fisicamente e quindi ad attingere il corpo dell'aggressore, in questo caso di Stasi. Quindi anche l'eventuale traccia di DNA eventualmente ritrovata ed eventualmente attribuita, oggettivamente dovrebbe essere ricollocata in una scena del crimine che contrasta con quella che è già emersa nel corso dei processi. Poi io capisco che magari lo spettatore può dire: ma chi lo dice se l'ha colpita, l'ha aggredita, l'ha graffiata? Però ribadisco, adesso non vi posso tediare Non c'erano per ore, ma nel contesto si era molto approfondito l'aspetto di una macchia di sangue molto grossa all'interno della casa, ma subito dopo la porta d'ingresso, con dei capelli lunghi spezzati, e che quindi era il primo luogo, perché Chiara apre la porta di casa ed è lì che avviene l'aggressione, con subito questi capelli spezzati nella pozza che denotavano come l'assassino Stasi abbia utilizzato immediatamente il martello per colpirla, e cogliendola anche di sorpresa, tant'è che Chiara era lì ancora vestita con un pigiama e quindi aveva aperto sicuramente una persona con la quale aveva confidenza, ad esempio, ma poi sarà la Procura di Pavia a spiegarci il contrario se del caso. Non mi immagino che avrebbe aperto in quelle situazioni all'amico del fratello, ecco. Però tutte queste cose che io dico, vi garantisco, sono riprese e spiegate nelle sentenze che hanno affrontato il caso in precedenza, quindi anche un eventuale DNA, anche eventualmente attribuibile a Sempio, in realtà non sarebbe un indizio da solo sufficiente a rileggere la vicenda a carico di Sempio. Ecco, infatti io volevo ricordare ai radioascoltatori brevemente quelli che sono gli elementi, diciamo, che sarebbero a carico di Sempio, quelli che sappiamo finora, perché l'indagine è appena all'inizio, è secretata, ci sono anche so che stanno facendo delle audizioni, non sappiamo bene a chi. Ci sarebbe un super testimone, però vabbè, non sappiamo chi è e cosa abbia detto. Però gli altri elementi sarebbero, a parte questo appunto cromosoma Y, poi
l'alibi anche per lui, perché sembra che lui appunto quella mattina abbia detto che era a casa fino alle 10, poi è andato a Vigevano in una libreria che però era chiusa, e poi è tornato a casa verso le 11 e mezza. Ora ha mostrato, dopo un anno circa, quando fu sentito anche lui, uno scontrino che recava un orario, uno scontrino di un parcheggio senza però la targa, niente, che recava l'orario compatibile con questa sua gita, diciamo tra virgolette, a Vigevano. Oggi la difesa cosa dice e la procura cosa dice, e i carabinieri insomma, che le celle telefoniche che allora non erano quelle dello smartphone, non erano precise eccetera, collocherebbero però il suo telefonino, perché ha interagito con degli amici, con un messaggio, una telefonata, invece a Garlasco e non nella cella di Vigevano. In più direbbe che quindi sarebbe strano che lui abbia mostrato questo scontrino, poi ci sarebbero delle intercettazioni un po' così, insomma tutti elementi comunque suggestivi che la procura ha per ora voluto Partiamo tenere. dal presupposto che Stasi come alibi aveva che stava dormendo, che il suo telefono lo colloca tutta la mattina a Garlasco, il suo computer lo colloca a Garlasco, in uso salvo nella fascia oraria ritenuta quella in cui è avvenuto l'omicidio, anche le sentenze dicono che Stasi non ha un alibi. Tornando al Sempio, obiettivamente, tra virgolette, sarebbe un non alibi, perché con quello scontrino in ogni caso non si coprirebbe la fascia oraria ritenuta da tutti. No, allora questo perché lo dico? Perché inizialmente si disse appunto che la morte era spostata, poi dopo... però immagino, spero, penso almeno che quando venne sentito sempre non sapesse di questa cosa dell'orario, perché emerge solo dopo indagini della procura di Vigevano allora conclusa. Però ecco, rimanendo a questo aspetto del fatto che questo ragazzo non si sia allontanato per le celle telefoniche, anche qui in realtà sia nel processo ma soprattutto poi nell'istanza di revisione avanzata dal 2017 dalla difesa di Stasi, si era poi verificato come in realtà non c'era assolutamente la prova, tra virgolette, che non fosse andato a Vigevano, perché comunque non avendo ricevuto telefonate rimaneva il suo telefono comunque agganciato alla cella telefonica di Garlasco, e quindi non è, tra virgolette, provato che lui non sia uscito da Garlasco in base alle celle telefoniche. Oggi vabbè dicono che ci sono queste telefonate. A parte questo ci sarebbero poi, sempre secondo queste informative dei carabinieri che sono poi arrivate di nuovo alla procura, delle telefonate secondo loro strane, che Sempio ha fatto il 7 e l'8 agosto, lo ripeto perché la gente magari non se lo ricorda, una di 2 secondi, l'altra di 8 secondi e l'altra di 21 secondi, nella terza avrebbe parlato con Chiara. Telefonate che lui avrebbe fatto per sincerarsi, questo dice lui, dove fosse, insomma, perché cercava Marco. Allora dicono è impossibile che non sapesse dove fosse Marco, perché ci sono delle testimonianze dei suoi amici, si vanno a riprendere queste testimonianze vecchie, e che dicono che lui lo sapeva, era impossibile che non sapesse dove fosse Marco, cioè sapeva che Marco era in Trentino. Quindi questo sarebbe un altro elemento di dubbio, però diciamo che fondamentalmente l'elemento però non so se abbiamo ribeccato Linarello, no? Niente, è caduto, poverino. Peccato, è caduta la linea, era molto importante la domanda che gli volevo fare, perché resta appunto questa comparazione che adesso è stata fatta. Prima appunto era stato preso il DNA in modo così inconsueto, diciamo, dalla difesa, degli investigatori. Adesso è stato disposto dal GIP di andare dai carabinieri, dare il DNA. Lui inizialmente ha detto di no, poi dopo ha detto di no perché probabilmente avrebbe chiesto un 360, quindi un incidente probatorio con tutte le parti. Ecco, però per ora non stanno facendo niente in 360, stanno facendo però tutto... appunto mi manca il dato della comparazione. Il dato della comparazione... il suo DNA vuol dire che allora, quando è partita questa vicenda anche mediaticamente, non si poteva ancora dire se eventualmente fosse stato il suo, perché appunto li hanno prelevato solo nei giorni scorsi. Ma al di là di questo, dell'aspetto che dicevo prima, che il DNA comunque non sarebbe dirimente, va ricordato che a questo risultato di inattribuibilità a nessuno, e quindi né a Stasi né a Sempio né a nessun altro, si era pervenuti dopo un'articolata perizia
a Genova davanti al professor De Stefano. Sì, con la sì, sì, l'abbiamo partecipazione spiegato prima. di Sì, tutte sì, le sì. parti, quindi Sì, obiettivamente sì, ad quello oggi era tre. io mi rimetto a quanto ho visto in Sì, aula e quello che è stato certo, stabilito da un certo, perito. Poi se certo. c'è il consulente Previdere che ha detto Sì. qualcos'altro, non l'ho visto, non l'ho letto, rimane no. comunque una consulenza di parte che andrà ovviamente Sì. a Sì, confrontarsi perché in una ricordiamo che diciamo la difesa ha portato una consulenza tecnica del dottor Ugo Ricci, che è insomma, un genetista di fama che lavora con le procure, e Sì, di anche il professor De un Stefano professore tedesco che e sarebbe il massimo esperto di biostatistica rispetto al cromosoma Y, che confermano il dato di Linarello di fatto, cioè che quella Y era utilizzabile, lui ha detto solo questo, e che Previdere appunto fa suo. Previdere, ricordiamo che è il genetista che si occupò di Ignoto Sì, 1, ma genetisti sono dell'isolare. pochi in Italia, tutti i genetisti sono Infatti, occupati di grandi casi, quelli Capra, sono infatti. che è il nostro consulente. Questo è della procura. e Voi sono pur avete sempre consulenti. e Quindi. infatti voi avete un vostro. Adesso però attendiamo questo responso, però diciamo a questo punto attendiamo anche, speriamo, delle risultanze più cicciose, no? Armando, da criminologo, cosa non ti convince, cosa ti convince della versione dell'uno e dell'altro? Allora, la cosa che non mi convince, ma vale proprio a livello generale, è la dinamica e, tra virgolette, l'alibi. Cioè, il movente, scusate. Ecco, il movente è Allora, fondamentale, sì. perché il movente, allora io non do per scontato che il movente lo sa soltanto l'assassino al cuore, Sì. l'autore, perché mi sono capitati nella vita così tanti casi così assurdi per il movente che non posso saperlo. Certo, Sasi che entra nella casa, allora la difesa fece una ricostruzione proprio sui luoghi, e scusate, la parte civile, mi Sì. perdonerà l'avvocato Dizzoni, Sì. e fece una ricostruzione proprio sui luoghi per far vedere che in circa 3 minuti, Sì. se non ricordo male, è un video che fece, mandò pubblico anche su una Rete 4, credo, era possibile che si verificasse l'omicidio. Quindi entra Stasi, viene aperto ovviamente l'allarme, entra Stasi, si fermano in cucina se non sbaglio, iniziano a discutere per una qualche motivazione e poi si scaturisce l'omicidio. Possibile? Possibile, certo. Questo lo 3 stabilisce anche minuti. poi la perizia dell'appello bis, in realtà la tempistica è stata molto Sì, contenuta. comunque e è concentrata possibile, nei anch'io tempi. che ne vedo tanti, vi dico che è Però possibile. ecco, se non ricordo male, 3 minuti durava Sì. circa tutta la dinamica, o Ma pochissimo meno. in teoria Stasi aveva a disposizione 23 minuti, noi abbiamo fatto tutta quella ricostruzione in solo 9. No, certo. Quasi No, dico il triplicare i video in questione, tempi. no? Sì, Perché certo. se era possibile in 3 minuti, era possibile in 10. Quelle ovvie. Esatto. Quella stessa dinamica, in teoria, possiamo pensarla eventualmente per esempio. Quindi quello ci cambia poco un po' la situazione. Non credo, adesso dirò una cosa abbastanza particolare, che una maggiore efficienza sulla scena del crimine avrebbe cambiato di molto l'ago della bilancia. Un esempio, il portasapone, che è una prova, veramente una fonte di prova interessante per la colpevolezza di Stasi, perché Perché troviamo c'era 2 un'impronta impronte. dell'anulare sul Esatto. E dispenser. quindi si prevede si pensa anche un lavaggio ovviamente da parte dell'accusa, no? Un lavaggio del portasapone stesso, in modo che Anche poi si delle è potuto sentenze lasciare lo riconoscono. impronta. Ho sentito. Sì, che anche nelle sentenze si parla di questo, anche perché sono spariti 2 asciugamani. Ricordiamoci anche questo piccolo particolare. Ok, andiamo Se avanti. andiamo a parlare con la difesa, la parte processuale che difende Stasi, l'interpretazione è differente, magari mettono altre parziali impronte all'interno. Quindi è un po' al limite. La Corte ha valutato questi elementi, io rispetto sempre, tra l'altro, le sentenze della Corte, e quindi ha ritenuto che siano sufficienti per l'accusa. Mi ha lasciato sempre perplesso, e concludo, anche se ho avuto la spiegazione dell'avvocato stesso quando ci siamo visti, lo scambio dei pedali. Ah sì, certo. Troppo non mi convince del tutto. Non posso escluderlo, ma non mi convince del tutto.
troppo arzigogolata la situazione al di fuori delle perizie da parte della difesa di Stasi, che parlano di pedali che sono stati messi in commercio successivamente. Questo non lo so, non ho letto la perizia, riporto soltanto ciò che mi è stato detto, però lo scambio mi lascia un po' perplesso. La vicenda della bicicletta è arzigogolata. Adesso abbiamo pochissimi minuti. Avvocato, in pochissimi minuti ricordiamo anche che la Corte Europea dei diritti dell'uomo giusto ha rigettato. Recentemente si è rigettato l'ennesimo ricorso di Stasi. No, velocissimamente sullo scambio dei pedali. Una vicina di casa vede una bicicletta nera e va in caserma a denunciare questa cosa. Il giorno dopo sul Corriere e sulla provincia esce la notizia di una testimone che vede la bicicletta nera. A quel punto è evidente per la famiglia Stasi che la loro bicicletta nera sarebbe stata sequestrata, ma in realtà i carabinieri sequestreranno altre due e lasceranno lì proprio quella che era in realtà presso la loro ditta e non presso l'abitazione. Era evidente che sarebbe stata prima o poi presa e quindi, non potendo più dire che non l'avevano perché nelle loro site avevano dichiarato di avere una bicicletta nera, hanno pensato la cosa più normale, più facile da fare in quel momento di sostituire i pedali, perché evidentemente avendo l'assassino Stasi calpestato le macchie di sangue in casa, era la cosa più normale che le avesse trasferite appunto sui pedali della bicicletta. Non potevano certo in quei giorni andarle a comprare con Garlasco assediata dai giornalisti, negozi chiusi da un'altra parte, ne potevano rappresentare una bici senza i pedali. Che i pedali fossero stati lavati noi l'abbiamo già sempre sostenuto nel 2007, su questo abbiamo fatto un'articolata indagine difensiva andando a sentire la ditta che costruiva queste bici in numero limitato per una bicicletta da collezione. Ci hanno confermato che non hanno mai montato i pedali del tipo di quelli che sono stati ritrovati poi DNA dichiara, ma di tutt'altro genere. Chi ha venduto la bicicletta ha confermato questo dato. Stasi in aula, pur invitato dalla Corte a dare delle spiegazioni, non ha saputo spiegare il perché di questi pedali anomali su una bicicletta appunto da collezione e molto particolare e anche costosa. Peraltro altre due biciclette simili sono state trovate sempre nei pressi di Garlasco che avevano i pedali conformi, non della marca di Stasi, e quindi tutti questi elementi più altri che erano di tedio legati alle indagini fatte da RIS a suo tempo e abbinate hanno confermato il fatto che avesse sostituito i pedali usati in una bicicletta nera utilizzata per andare da Chiara, mettendo nella bicicletta, come dicono le sentenze, più difforme rispetto a quella che poteva essere stata descritta dal testimone, giammai pensando che i carabinieri, questo so che è paradossale, gli sequestreranno proprio quella più diversa rispetto a quella descritta dal testimone, cioè quella rossa. Anch'io vi devo lasciare, poi sì, è stato bravissimo, abbiamo capito tutto, ci siamo ricordati. Una cosa che vi garantisco è molto più complicata, ma ho cercato di riassumerla. Grazie mille, poi tanto ci torneremo. Grazie. Ci ritorneremo, grazie, a risentirci. Armando, insomma, tu dici che ti sembra arzigogolato, però io ho sempre pensato invece che no, cioè che l'avrei fatto pure io probabilmente. Sì, no, io sono una persona Io l'avrei semplice, fatto. vado con la varichina, però sono una persona sì, ovvio, ma vabbè, magari non ci ha non lo pensato, so, ha fatto cioè una cosa Laura, più arzigogolata. pensare che lavo i pedali e poi li sostituisco, capisco tutta la tesi accusatoria, e tra l'altro è stata ovviamente accettata dalla Corte, quindi va rispettata, però mi rimane arzigogolata perché ho saputo la bicicletta. A monte di quello, ricordiamo che la testimone vede una bicicletta nera e vanno a sequestrare una bianca. Questo ecco, infatti il maresciallo, ricordiamolo perché insomma va ricordato che il maresciallo che fa questa cosa viene processato, viene condannato in primo grado, poi dopo la cosa va in prescrizione e se viene prescritta va bene. Quindi comunque c'è anche questa cosina da dire, da non dimenticare. Però adesso torniamo sul povero Sempio, su cui sembra che aleggino anche poi degli indizi riguardo alla sua personalità che lui assolutamente rigetta del tutto. Dicono che lui era insomma, sembra ci fossero degli interessi di un certo tipo a quell'età, quando aveva 19 anni, facesse delle ricerche di un certo tipo, era un po' misogino, faceva parte di questa community che si chiamava Predator, prendeva lezioni su come conquistare una donna così senza
più di tanta fatica, quindi sembrava un personaggio insomma un po' al limite, un po' strano. Poi i carabinieri dicono: ci sono questi capelli nel lavandino, se avesse davvero lavato tutto, perché questi capelli lunghi nel lavandino? Esempio, a quei tempi, come abbiamo visto nella foto, aveva i capelli lunghi. Insomma, io sto mettendo tutto sul piatto. Sicuramente la procura, se ha voluto vederci chiaro, evidentemente ha trovato nella sentenza qualche ragionevole dubbio che non è stato trovato dai giudici. Allora, certo, dobbiamo aspettare delle risultanze. Io credo che forse si avranno delle risultanze tali per cui si potrà fare una richiesta di revisione. Se ancora una volta non si riuscirà a fare la richiesta, vuol dire che quelle risultanze saranno di nuovo insufficienti. Mi dispiace che Linarello è caduta la linea, perché avrei voluto chiedergli qualcosa anche sulle altre eventuali tracce, su questo anche traccia di Ignoto 2 di cui si parla, ma magari insomma ci torneremo. Ti ringrazio tantissimo Armando, sei stato chiarissimo come al solito. Grazie a te, grazie a tutti voi e Bravissimo. grazie a Radio Libertà che mi ospita. Sì, poi ti richiameremo perché voglio fare una puntata su Marta Russo, non ne abbiamo mai parlato, anche quello è veramente un caso incredibile. Tra l'altro Armando fece ai tempi la perizia balistica proprio Questa qua fondamentale. fu quando stavo in aula con la Lipari. Sì. Infatti. Va bene, grazie a tutti e seguiteci anche in replica la domenica sera alle 21, perché si fosse perso insomma questa puntata. Torneremo sicuramente anche su Garlasco e buona giornata a tutti. Grazie. Grazie. Avete ascoltato Giallo Radio Club.